Alpe Cimbra, la perla di neve delle Alpi Trentine, culla dei professionisti dello sci. 100 km di piste per lo sci alpino e altri 100 km per lo sci nordico. Baby Park, Kinderheim, slittino vie e 1000 attrazioni per i più piccoli. Dall'alba al tramonto, una vacanza da sogno. www.alpecimbra.it. Amici di Scratch, ben ritrovati, nuova puntata invernale. Parleremo anche oggi di ciclocross, ma insomma parleremo anche di solidarietà e di buonsenso, che non manca, anzi ne manca sempre assai. E quindi oggi vorremmo anche sviluppare delle tematiche un po', tra virgolette, scottanti. Ma prima di tutto voglio ricordare, è un fatto personale, di solito non lo faccio, ma questo gagliardetto qua mi è stato recapitato da due miei amici di infanzia, Piero Pamato e Flavio Alfero, i quali sono andati, si può dire, alla ricerca del museo e hanno trovato questo gagliardetto che mi evoca una partita che io ho nel cuore, che era Madonna di Campagna contro la Juventus. In quella Juventus giocava un certo Gasperini, oggi allenatore dell'Atalanta. Lo ricordo con tanto affetto perché tra le tante vittorie nei vari tornei, nei vari campionati dove io ho partecipato, ricordo questa sconfitta per 5-0 perché non lo so neanche io, era frutto di tanta sofferenza. Un 5-0 era una batosta enorme sull'1-0 causato da un rigore di un nostro collega, di un nostro amico Bonello. Io replicai con una traversa e con una caviglia rotta. E da lì ho imparato una cosa, che l'essere solidali lo si è quando tu hai una vita di sofferenza e quando poi soprattutto ti rendi conto che ci sono persone che hanno bisogno non di aiuto, ma di solidarietà, di testimonianza. Ed è per questo che oggi parliamo con Vanessa Casati, bellissima. Noi ci conosciamo tra i social, dove io sono un po' tiepido, ma intanto ti ringrazio, Vanessa, di essere con noi. Grazie a te, Nicola. E ringraziamo anche Daniele, che è con noi, questo ragazzo che è sotto l'occhio del ciclone. Devo dirvi la verità, adesso faremo una piccola overture, poi manderemo in onda le gare e soprattutto ritorneremo per andare ad amplificare e soprattutto a focalizzare il problema, se problema sarà. Vanessa, tu ti occupi di questo ragazzo, so che è un ragazzo special one come Mourinho, Yes. è un ragazzo che va in bicicletta e grazie alla bicicletta ha saputo ritagliarsi un'autonomia totale da quello che invece tanti altri ragazzi non hanno potuto. Poi la diatriba sul discorso delle gare, non delle gare, lo faremo a conclusione di questa puntata, ma intanto per capire ti curi di lui. Sì, Daniele è arrivato alla scuola quasi 5 anni fa. Quando è arrivato, Daniele o faceva le curve, o frenava, o pedalava. Oggi Daniele è un ragazzo che va in bicicletta, ma soprattutto ha fatto sì che il suo mezzo, la bicicletta, lo usa anche per andare a chitarra, per venire alla scuola di bicicletta. Daniele sa tutti i segnali stradali, abbiamo fatto anche dei test prima, come si comportava sulle strade, cioè ha una rotatoria, ha un semaforo, fagli capire come, perché comunque per Daniele il mezzo suo sarà sempre la bicicletta. Lui è un ragazzo speciale perché, insomma, non si può dire che sia come tutti quanti, ha bisogno di un sostegno, che non mi pare che la scuola arrivi a questo. E qua poi andiamo anche sul nocciolo della questione. Questo è stato grazie anche alla pratica del ciclismo sotto l'egida della Federazione Ciclistica Italiana. Assolutamente sì, cioè Daniele si è appassionato al ciclismo e ha fatto sì che gareggiando, facendo le gare, comunque facendo le scuole di bici, trovasse il modo di integrarsi, di integrare con le altre persone. Certo. E oggi per lui siamo la sua seconda famiglia. Bene, e tra poco mandiamo in onda due servizi, la stagione dell'Emilia Romagna e il Petrignano Cross, che ce le manda un nostro amico, anche tuo amico Daniele, che è Christian Bon. Poi dopo torniamo in studio, arrovelliamo il nastro e andiamo più sul dettaglio.
Via con queste due belle clip e poi di nuovo qua in studio. You're very welcome to Bologna for the 102nd edition of the Giro d'Italia. The crowd, I mean, this is like a summer finish. Yeah, it's extraordinary. 5 tappe del Giro d'Italia con la grande partenza dal centro di Bologna, 4 tappe del Giro d'Italia Giovani Under 23, il campionato italiano professionisti su strada e a cronometro, il campionato italiano pista elite, 367 gare in totale su strada. Questi sono i numeri di una stagione di grande ciclismo che ha visto ancora una volta l'Emilia-Romagna protagonista assoluta nel panorama italiano delle due ruote. Il segreto di questo successo? Una passione profondamente radicata nel territorio, un'attenzione particolare al mondo del ciclismo giovanile e un approccio globale alle numerose discipline che compongono questo sport. È grazie all'intenso lavoro delle tante società che operano in regione, che mettono letteralmente in sella i piccoli atleti, che il movimento emiliano-romagnolo arriva poi ad esprimere talenti del calibro di Sofia Collinelli, vincitrice di un oro mondiale ed europeo nell'inseguimento a squadre su pista, Mirko Maestri, vincitore della classifica punti alla Tirreno Adriatico, e Giovanni Aleotti, un giovane che quest'anno è stato capace di indossare la maglia gialla al Tour dell'Avenir. Senza dimenticare che da questa regione provengono ben 2 commissari tecnici della nazionale italiana, Davide Cassani e Marino Amadori, che quest'anno è riuscito a raggiungere lo storico risultato di vincere il mondiale Under 23 con Samuele Battistella e l'europeo con Alberto Dainese. Un lavoro che parte dalla base con il comitato regionale della Federazione Ciclistica Italiana, che ogni anno organizza lunghe trasferte per consentire ai giovani delle diverse discipline di misurarsi con gli atleti provenienti da ogni parte del paese. Sforzo ripagato dai risultati sempre straordinari, come la maglia tricolore di Franco Cazzarò tra gli esordienti su strada e coi ragazzi e le ragazze del movimento della pista, che ogni anno fanno incetta di maglie tricolori nei velodromi di tutta Italia. Sono ben 4 le medaglie d'oro conquistate nell'ultima rassegna tricolore, un risultato di prestigio assoluto che matura ogni anno in quella che è la vera e propria casa del ciclismo in questa regione, ovvero i velodromi di Fiorenzuola, Forlì e Cento. Multidisciplinarietà che trova un'altra vetrina importante nel movimento del downhill, specialità nella quale ormai da diversi anni l'Emilia-Romagna esprime atleti di caratura assoluta. Basti pensare che ai campionati italiani di quest'anno sono state ben 4 le maglie tricolori conquistate dai bikers di questa regione. Medaglie che nell'ambito del fuoristrada sono giunte anche dalla mountain bike, con la specialità della marathon, e dal ciclocross, con la splendida affermazione di Samuele Leoni tra gli juniores al campionato italiano. Non solo agonismo, in Emilia-Romagna ciclismo significa anche mobilità sostenibile e cicloturismo. Non è un caso che proprio in questa regione sia nata la più antica manifestazione amatoriale al mondo, un evento in grado di far pedalare sulle stesse strade 12.000 appassionati provenienti da ogni parte del mondo, la Nove Colli, che quest'anno taglierà lo storico traguardo delle 50 edizioni.
Ciclismo in Emilia-Romagna significa anche un'attenzione particolare alla tematica della sicurezza e uno sviluppo sempre crescente di quella che è una dimensione fondamentale del movimento delle due ruote, i giudici di gara. 180 società, 7.133 tesserati, 367 corse. Sono solo numeri, ma sono numeri che raccontano una storia di passione e sacrifici, di coraggio e di conquiste, numeri che raccontano una regione che ha legato indissolubilmente il proprio nome a quello della bicicletta.
Torna il grande ciclismo in Umbria e più precisamente a Petrignano d'Assisi con la 9ª edizione della Petrignano Cross, gara di ciclocross per tutte le categorie e di short track per i giovanissimi. L'organizzazione è a cura della locale Unione Ciclistica Petrignano, guidata dal presidente Orlando Ranucci e dai vicepresidenti Marco Gorietti e Osvaldo Bertilli, con il patrocinio del comune di Assisi. La prova petrignanese, organizzata sotto l'egida della Federazione Ciclistica Italiana, è valida come 7ª tappa della Challenge Tosco Umbra 2 Cross. Come campionato regionale umbro con l'assegnazione del punteggio top class per la categoria esordienti secondo anno, allievi primo anno, allievi secondo anno, maschile e femminile e, in ultimo, come campionato provinciale Perugia per tutte le categorie. L'appuntamento, ormai diventato di spicco nel nutrito panorama ciclocrossistico nazionale, ha richiamato una moltitudine di crossisti da ogni parte d'Italia, segnando il record di partecipazione di questo evento, con un totale superiore ai 300 atleti. Anche la massiccia presenza dei bambini delle categorie giovanissimi, oltre 90, impegnati nello short track, ha contribuito a rendere il piccolo paese assisate al centro dell'interesse di questa disciplina del ciclismo, che negli ultimi anni sta riscuotendo sempre maggior successo in nome di quella multidisciplinarietà che viene auspicata da quasi tutti i tecnici addetti ai lavori che ruotano attorno al mondo delle due ruote. Il percorso di gara, disegnato tra le vie del centro storico e la campagna prospicente, presenta una lunghezza di 2200 metri ed alterna tratti molto fluidi composti da lunghi rettilinei ad altri molto tecnici dove è indispensabile una buona capacità di guida. Il tutto condito con qualche tratto di fango, ostacoli naturali in sabbia e artificiali con le tavole, che lo hanno reso adatto davvero a tutti i gusti. Nella prima partenza a tagliare per primi il traguardo sono Marco Gorietti dell'UC Petrignano, Leonardo Miniati della Ziraf Guerciotti Selle Italia, Paolo Innocenzi dell'UC Petrignano, tra le ragazze bella affermazione, tra le donne elite di Martina Cozzari. Martina, vincere qui a Petrignano sicuramente per te è una grandissima soddisfazione. Sì, vincere in casa non è sempre facile, ma oggi ci sono riuscita. Il percorso era tecnico perché c'era molto fango, però scorreva molto e mi sono sentita bene, è andata bene, sono contenta. Martina, tu vieni da una famiglia dove si mangia pane e ciclismo, cosa significa per te questo sport? Per me è tutto perché da quando ho 7 anni ho iniziato con la BMX, sono cresciuta poi mountain bike, ciclocross e strada e siamo tutti appassionati di ciclismo. Una dedica per questa bella vittoria? La dedica va alla mia famiglia, alla mia squadra, al mio ragazzo e al presidente dell'UC Petrignano che è sempre con me. Il podio della seconda partenza è composto da Emanuele Favero della Northwave, Mattia Zoccolanti e Leonardo Caracciolo. Nella terza partenza si mettono in evidenza Samuele Scappini della Nestor Marsciano, Filippo Fiorentini del team ciclistico Paletti e Davide Rinaldoni della Bici Adventure Team. Tra le ragazze belle affermazione di Giulia Rinaldoni e Barbara Modesti. Campioni regionali sono Giulia Cozzari tra le donne esordienti secondo anno, Samuele Brunelli tra gli esordienti maschi secondo anno e Samuele Scappini tra gli allievi di primo anno.
Ben rientrati in studio. Ti piace ben rientrati in studio, Daniele? Me lo concedi? Vabbè, mi dice sì e quindi ben rientrati in studio. Adesso, dopo queste belle clip, entriamo nel discorso. Allora, so che tu hai raccolto 20.000 firme, un successo enorme, perché volevi a tutti i costi, e credo anche legittimamente, che Daniele potesse partecipare ai campionati italiani. Per uno scarto, bisogna dire le cose come stanno, Vanessa, perché sennò poi alla fine si creano dei Siamo qui problemi. apposta. Per questione di scarto, i G6 a gennaio non possono più partecipare perché passano a marzo, tanto per essere tecnici. I tecnicismi mi stanno sulle balle anche a me, però bisogna anche essere precisi. Quindi la regola è questa ed è inoppugnabile. Poi è chiaro che anch'io ho firmato per solidarietà, perché sarebbe assurdo non raccogliere quella che è veramente una richiesta di aiuto. Per cui, al netto che non ci sono responsabilità, forse ci sono eccessi di zelo, forse durante la trasmissione riusciremo anche a capire come si può fare per accontentare il ragazzo, perché il ragazzo è campione d'Italia non perché vuole o deve partecipare ai campionati italiani, ma perché lui, attraverso i sacrifici che fate anche voi durante la settimana, va a ritirare un premio, è come un riconoscimento. A me mi hanno dato un premio come benemerito della Repubblica, per quello che ho fatto il premio conta poco, è soltanto un gesto. Certo. Per cui credo che mi piacerebbe focalizzare quello che avete fatto voi in questi anni e lui come si è comportato, perché possa essere anche ad esempio di tanti ragazzi che pur di non far sport o per vergogna dei genitori, che bisogna pur dire la verità e le cose come stanno, si perdono delle occasioni proprio per crescere. Daniele ha dietro anche una famiglia fenomenale che insomma gli fa fare tutto, e la sua crescita anche perché ha due genitori veramente importanti dietro e intelligenti, perché quella sua specialità che ha fatto sì, e noi vorremmo, no, come se sportiamo una bandiera, no? Di dire noi ci siamo, ma perché venite anche voi? Ci perché siamo riusciti. Noi ci siamo riusciti. Un professore che io lo ricordo sempre con tanta tenerezza, il professor Toniolo, e andava nelle scuole a insegnare ai bambini ad andare in bicicletta, perché parliamoci chiaro, non è una questione che lui ha imparato le rotatorie eccetera, anche oggi alle elementari non sanno niente, non sanno neanche andare in bicicletta, e insegnava ai bambini ad andare in bicicletta, e pensa che era provato che i bambini, oltre ad apprendere meglio, riuscivano ad avere una calligrafia migliore. Giusto. Perché insegna la bicicletta l'equilibrio, no? Certo. E quindi l'equilibrio, credo che questo equilibrio lo abbiate inserito nella memoria della testa e dei muscoli di questo ragazzo. Assolutamente sì. Daniele faccio un esempio, quando è arrivato io non pensavo mai che Daniele potesse mettere gli scarpini con gli attacchi. Daniele ha gli scarpini con gli attacchi e riesce a gestirsi, a muoversi nelle curve perché la sua problematica dell'equilibrio lui ce l'ha, eppure stiamo cercando e migliora sempre di più. Noi non abbiamo mai un nostro arrivo ben definito, perché per noi ogni gara che lui fa dei miglioramenti. Ricordo ancora il primo giorno, Nicola, che all'improvviso mi ha preso la bici, che io non ero ancora arrivata a insegnargli, ma lui mi ha preso la bici, spalla, ha messo la mano, quello lui aveva visto, no? E lui ha iniziato a correre per questa salita. È una cosa emozionante. No, guarda, io ti capisco dal profondo. E vorrei che questo esempio fosse veramente che chi ci sta guardando e ha dei bambini speciali come Daniele possa dire: perché non provarci? Perché non trovare una scuola di ciclismo, un maestro che possa insegnare a mio figlio questo? Sono d'accordissimo, in pieno conto. Intanto voglio fare ringraziamenti, guarda, non è retorica. Fausto Scotti è stato uno che ha creduto in voi dall'inizio, e credo che Fausto sia veramente in questo ha qualcosa in più di sensibilità, che bisogna pur dirlo, e si è creato delle maglie, ed è giusto anche gratificare Daniele, perché a te, Daniele, le maglie piacciono tanto tanto proprio, ma anche a me piacciono le maglie. A me mi è arrivato sto gagliardetto, per me è come una maglia,
e me l'hanno regalata i miei più grandi amici, fraterni del cuore, quindi quelli che non hanno nessun interesse dietro. Quindi questo è per me il premio più bello. Quindi sono come te, uguale, identico. E so che Fausto Scotti si è sbattuto tanto. Abbiamo chiarito che non ci sono delle responsabilità di pregiudiziali nei confronti di Daniele, e di questo sono contento, perché poi dopo, sai, quando parla la gente dice è colpa di quello, la sensibilità. No, perché la Federazione Ciclistica Italiana, a me, visto che anch'io sono Federazione Ciclistica Italiana, faccio parte di questa famiglia da 35 anni, e un po' mi dà fastidio quando dicono quella ha detto di questo, di quello. Fate nome e cognomi, non rompete più le balle, se dovete, perché sennò alla fine passiamo tutti per delinquenti e non va bene. Un po' il Ponte Morandi mo è cascato, Certo. grazie alla Federazione Ciclista, non va bene. No. Per cui mettiamo i puntini su lei. Fausto Scotti è stato il vostro primo tifoso Assolutamente sì. e noi gli mandiamo un bacio. Però vorrei da questi microfoni che tu facessi un appello insieme anche a Daniele. E quelle sono tante famiglie che non vengono per mille ragioni. Io per tanti anni ho intervistato Sammy Basso con la Progeria, pensavano fossero 35 nel mondo di questo fenomeno, di questa malattia, e invece ce ne sono centinaia, perché hanno paura. Intanto Sammy Basso si è laureato, ha girato il mondo, sa tutte le lingue di questa terra, è stato un esempio. Ecco, questo io voglio che tu faccia con lui. Io vi darò tutta la mano, tutta la vita, però questo spingiamo i genitori che hanno dei figli non con problemi, ma con delle peculiarità diverse e forse anche in più, perché lui ascolta tutto, mi mette in imbarazzo. Tutto. Daniele è una forza. Daniele è una forza, e io in questi anni, forse Daniele ha insegnato qualcosa a me. Questo è fuori discussione. Ma i genitori che hanno questo tipo di Special One, cosa ti sentiresti di dire grazie a quello che è stato il tuo percorso e ai miglioramenti che ha avuto il ragazzo? Vorrei che Daniele venisse visto veramente per quello che è. È un ragazzo speciale. E altri potrebbero usare questa sua notorietà. Io vorrei, perché questa lotta che noi facciamo insieme è per quello, perché vogliamo che un domani non è solo, perché a Daniele piacerebbe veramente gareggiare con i bambini uguali a lui, speciali Esatto. come lui. E soprattutto perché adesso lui ingaggia una gara con te. Sì, vabbè, lui è E mi pare che adesso ti smazza le brutto. diventato più forte di me. Certo. È diventato più forte di me, e Daniele ha questa forza dentro che deve riuscire a fare tutto, e ci sta riuscendo. Però stiamo cercando, ecco, la federazione mi ha detto che ci sono 97 bambini, ragazzi speciali come lui. Tiriamoli fuori questi ragazzi. Ma qua bisogna fare una task force. Abbiamo raccolto le firme per la solidarietà. Adesso dovremo raccogliere le firme per tirar fuori questi genitori, e perché possano portare i loro figli per dare un'opportunità di vita normalissima, perché la meritano, perché devono essere autonomi, possono essere autonomi in tutte le loro problematiche. Quindi questo io vorrei che facessimo insieme. Io sono a tua disposizione. Ma io magari, ecco, arriviamo domenica e forse il vediamo. prossimo anno arriviamo a avere quei 20-25 ragazzi speciali come lui. Io questa voce alta che ho fatto, io non ce l'ho con nessuno, Ma lo non so, ce l'ho è con la stato federazione, non ce l'ho, anzi, io sto con la federazione, ho 60 bambini, ho 60 giovanissimi, esordienti, allievi. Se andavo con un altro ente, se so con la federazione perché credo nella federazione. Sono d'accordo con te. Perciò se è una questione di regolamenti, si troverà il modo, non sarà oggi, non sarà domani, sarà fra un anno. È una lotta che possiamo fare. Però, ci sono questi ragazzi, facciamoli correre. Allora, se non ti dispiace, è una lotta che io ti accompagno per tutta la prossima stagione. Sono qua per dare non una mano a Daniele, me ne frega niente, per dare una mano, perché Daniele non ha più bisogno di una mano, ma per dare una mano a quei genitori che hanno dei ragazzi speciali e poterli incoraggiare a praticare sport. Daniele, tu sai che, tu hai visto che hai fatto tanti progressi?
Sì, tanti. Tanti, dai primi tempi che non stavi quasi in piedi, adesso vai sì. via. Anche a scuola. A scuola mi comporto bene. In bicicletta do potenza sui pedali. E il tuo sogno qual è? Che prima hai detto è stare con dei ragazzi, fare una gara vera e poi E poi abbassarci. tutti insieme, Tutti insieme. fare una grande festa. E questo bisogna dirglielo a quei 99 genitori, anzi, che hanno questi figli, di portarli a gareggiare e creare degli avvenimenti. Io, quando ce ne saranno 20, vi prometto che organizzo una gara per voi, anche d'estate, perché credo che sia giusto. Stai attento, invece, Daniele, l'ultima domanda. Se a Schio ti danno una maglia tricolore, ma come benemerenza, come mi hanno dato a me questo gagliardetto, per dirti grazie, tu l'accetteresti volentieri? Sì, Anche senza gareggiare? sì. E allora tu testimoni una cosa, che sei tanto, tanto più intelligente, ma tanto, tanto più intelligente di quelli che vogliono sempre fare la spocchia. A me, guarda Vanè, io ti manderei a quel paese e punto, però ha detto qualcosa che prima non diceva. È vero? Sì. Io spero di esservi stato utile, perché il nostro compito è fare televisione ed è cercare di essere più precisi possibile. E non mi sono piaciuti certi atteggiamenti anche di altri giornalisti, perché forse non hanno capito, non hanno colto il fatto. Il fatto è che lui è un testimonial importante, come ci sono i testimonial dei grandi professionisti che vanno sulle biciclette o promuovono questo o quel prodotto. Lui so che è in grado di promuovere il prodotto dell'intelligenza e del buonsenso, quindi io chiedo agli organizzatori di Schio di fare questa premiazione ad un ragazzo che sta facendo qualcosa di straordinario, e quindi l'appuntamento è sicuramente con i campionati italiani di Schio. Per la carità, non si gareggerà perché è giusto non gareggiare, perché non c'è la sua categoria o di appartenenza, tra virgolette. Però testimoniare con un premio, quello sì, perché sarebbe un gesto di buonsenso e soprattutto un gesto di intelligenza. Io ringrazio Vanessa Casati, Grazie a che te. sei arrivata da Civitavecchia, hai fatto un viaggio incredibile, non lo meritiamo, e ti ringrazio pure a te Daniele, perché sei stato bravo, intelligente, ma d'altronde questo io lo sapevo, e ci abbraccichiamo tutti quanti insieme. Che te ne pare, va bene? Ti sei divertito? Sì. Diamo l'appuntamento a settimana prossima? Sul canale 80. Sempre 84. Sempre, 19:30, e poi chi vivrà vedrà. Ti ringrazio, bello. Buongiorno. Grazie. A settimana prossima.